Chi succederà a Luca Zaia alla guida del Veneto? Sì, perché il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato che la questione terzo mandato è chiusa e che lui ha già in mente almeno 10 nomi per la successione, una dichiarazione che rischia di rendere ancora più tesi i rapporti con la base leghista veneta, contraria a decisioni prese lontano dal territorio. Una posizione condivisa da Roberto Marcato, che da sempre alza la voce quando c'è da difendere il ruolo della Liga Veneta e che non ha mai creduto che fosse possibile il terzo mandato. Non si arriva al terzo mandato perché di fatto siamo solo noi che lo vogliamo. È che questo vale anche per l'autonomia. Anche per l'autonomia siamo solo noi che lo vogliamo. Io mi auguro che sul tavolo delle trattative ci sia molta più forza rispetto a quanto ne è stata messa per il terzo mandato. Sulla lista dei 10 nomi nell'agenda di Salvini, Marcato risponde con ironia, ma senza delegare nessuno al di fuori del Veneto. Non so quali nomi siano questi 10 Golden Boy o Golden Girls. Ecco, deve essere chiaro una cosa, lo dico in maniera molto serena e tranquilla, il prossimo candidato della Lega in Veneto, perché sarà un candidato della Lega, sarà deciso in Veneto dai veneti, dalla Liga Veneta. Dico una cosa scontata, ma insomma, non è che possiamo immaginare che sia Roma o Milano a decidere. E Marcato aggiunge anche un tassello: non solo il nome sarà deciso in Veneto, ma il via libera definitivo è chiaro chi lo darà. Mi permetto anche di sottolineare che l'ultima parola sul candidato prossimo della Lega spetterà giustamente al presidente Zaia.